nell'attesa di questo appuntamento c'è stata invece la presentazione della traduzione del sito internet dell'azienda sanitaria Friuli Centrale in friulano. Noi ne abbiamo parlato con l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ci ha spiegato le finalità di questa iniziativa. Vediamo l'intervista e poi linea allo studio. Presentazione del sito web dell'azienda sanitaria Friuli Centrale in friulano, una iniziativa per rendere ancora più accessibile questo servizio? È un'iniziativa che ha un duplice valore: da una parte quello di raggiungere più cittadini possibili e di poter comunicare con più cittadini possibili nella lingua di casa, quella più familiare, quella più comprensibile soprattutto per alcune fasce di popolazione, magari quella più anziana. Dall'altra parte ovviamente un'iniziativa che porta ancora più valore sulla tutela e la promozione della lingua friulana sul nostro territorio. Noi abbiamo sempre detto che per fare in modo che una lingua venga valorizzata e non scompaia e anzi aumenti il numero di parlanti, quella deve essere una lingua che deve uscire dalle mura domestiche, deve essere parlata in tutti i contesti, anche quelli ufficiali. Portarla su un sito istituzionale come quello dell'azienda sanitaria vuol dire proprio questo, vuol dire far comprendere al cittadino che questa è una lingua che appunto può essere parlata in tutti i contesti, e quindi è un elemento, come dicevo prima, che ha un duplice valore, perché ci permette da una parte di comunicare meglio, dall'altra parte di poter preservare dal nostro punto di vista la lingua e quindi l'autonomia del Friuli Venezia Giulia.